No, I'm not a writer. Bene, prendiamo atto che Google Maps mi fa fare sempre queste stradine qua e dopo aver preso atto che me le fa fare, prendiamole e vediamo dove andiamo e non restiamo incastrati col camper house. C'è un tempo un po' così, avevano detto che mettevano pioggia, ora vediamo, piove, non piove, cazzo di giro mi fai fare qua? Gli emi che giri ci fanno fare queste cose qua, vediamo, al massimo bisogna rifarla tutta in retro se no noi, ecco già ci ha buttato fuori a dove bisognava andare, non bisognava andare qua, amore bello. Boh, occhio qua cosa ci fanno fare, che in GoPro non sembra ripida, in realtà è bella ripidità, che la GoPro storpia tutto, aspetta non tocchiamo pezzi sotto, no non credo, perfetto, bravo, per andare dritti e vediamo, qui sul cazzo sto merda di Google Maps che perde sempre l'orientamento, è una roba incredibile. Noi stiamo andando di qua, quindi dovevamo andare di là, quindi non va bene di qua, dovevamo girare di là. Vabbè, credo che adesso con un po' di wow. Già. Anche noi Emi, sempre a imbucarci, porca troia. C'era a fare il giro di circospezione in bici, beh casomai questa la facciamo tutta in retro, dai, se non ci si passa qua per il discorso alberi, che segna che manca 4 km,2. Non voglio camminare per 4 km,2. E là. Cosca l'acqua, paura devo rifarmela tutta in retro. Va bene. Che di là c'è la strada dall'altra parte, la strada larga, sempre di sassi, però come cazzo ci arrivi, hai capito? Niente, tutto in retro e via. Vabbè, te capi cane. Sì, io lo stabilizzatore ma lo uso sempre messo lì. Allora adesso o ritorno su per sta salita qua tornantosa che a te sembra piccola e sfigata, in realtà è grande, poi vado indietro col culo di qua e vado di là, non lo so neanch'io perché a sto punto adesso guardo le mappe. Basta che non mi sgommati il camper, stai più in qua, piano, non toccarmi sotto, bravo, bello, grande camper, bravo. No, proviamo a entrarci da un'altra parte più facile, perché se io ti puntino sti posti ti mando qua in mezzo ai campi così mi tiri le maledizioni, dopo mi arrivano i temporali tipo questo, probabilmente a risultato di qualche puntina precedente, però di qua si girava. Valvasone, bello il borgo di Valvasone, ci sono stato, non so se l'ho puntinato, ma è molto bello, è che non ho voglia di fermarmi oggi do una puntatina veloce a quel posto lì, vediamo com'è, perché se dopo piove, cioè piove senza se dopo piove, quando dopo pioverà, se è fuori strada col pantano mi infosso, no, col camper. Ok, provati sti occhiali nuovi, mi ubriacano perché vedo la parte centrale, devo ancora abituarmi, vabbè, mi ci vorrà un paio di giorni, se così non fosse vado là e glieli tiro dietro. Allora
lì ci sono i ragazzi in tenda, probabilmente faranno un festino. E noi qua, io veramente Google Maps lo odio, non si capisce un cazzo di niente. Vediamo se sta andando almeno nella direzione giusta. Non si capisce più che altro verso dove è diretto. Guarda, nonostante stia camminando. Oh, ok, boh. Adesso ci siamo. Se continuo dritto vado sul parco fluviale del Tagliamento, a destra qua. Fammi vedere. E come sarebbe qua a destra? Qua c'è gente, ma che stanno facendo? State tacconando? Ah! State tacconando col drone, che figo. Aspetta, andiamo a sfruttare il drone. Guarda che roba, cazzo figata, che vado a rompergli i coglioni. Hai visto, Emi? Che figo, eh? Il drone, buono il drone. Ok, andiamo avanti. Ma che ora ci abbiamo un calattrezzi se ci impossiamo. No, ma il mio camperino no, quella. Ah no, ecco a sinistra, ok. Meno male. Ah, pensavo di fare sto salto da cross qua. Invece facciamo di qua. Si può dormire anche qua, però cosa dici? E dopo andiamo domani. Tanto aspetta, per arrivarci abbiamo mica fatto strade particolarmente, non mi ricordo. Vabbè, proviamo. Scazziamo qua. Ecco qua. Non troppo. Perfetto, vista campi qua a destra, a sinistra, bene, via. Eccoci in bike, vero cane, digli, se no non andiamo da nessuna parte noi. Adesso però è meglio attaccarci le mappe per capire verso dove bisogna andare. Vabbè, se non piove ci puoi entrare anche in camper. Vale, bella larga per ora. Adesso vediamo, io comunque puntino al parcheggio più vicino. Devo farlo col telefonino perché la macchinetta l'ho prestata. No, sud-ovest, est. In teoria di là dritti. Sì, ma vabbè, il camper ovviamente devi fermarlo prima. Io ho puntinato che è qui, quell'incrocio là, vedi? Digli cane. Noi andiamo adesso, a piedi ovviamente, perché qua c'è un metro di sassi. Andiamo di qua. Non vorrei che fosse, alla fine si congiunge al posto dove mi sono trovato con gli zingari l'altra volta, che facevamo le cose zingane. Non lo so. Senti che roba. Abbiamo zittiti, Emi. Perché ho sentito anche motocross, bisogna stare attenti. San Martino al Tagliamento. Io provo a vedere di qua. Permesso. No, qua comunque si blocca. Se Google Maps fosse di carta lo userei per pulirmi il culo. Porca miseria. Ah no, il maps.me, è vero. È vero, via fuori subito. Che altro mi tiene lo zoom fisso il maps.me, no? Eccoci nell'abitazione, Emi. Sì, abbiamo anche i cordi. Ci va bene qua per abitare stanotte. Ma sì, in mezzo ai campi qua. Cazzo, c'è sto livello di umidità di più o meno 100%. Cazzo, culo. No, sto grondando, cazzo, grondando. Adesso mi faccio una doccia immediatamente. Vero cane? Massa. Posso neanche pulire la lente della GoPro con il coso. Neanche i pantaloni con la canottiera perché sono stonfi, si vedi l'alone. Minchia. Però Emi, è cara lei. Adesso noi doccia subito. Sai qual è forse la cosa bella? Che non ci sono zanzare. Guarda l'altra che si rotola. Farfalline sì, ma non vedo zanzare. Sto parlando troppo presto? Tu sei una zanzara? Non lo so, perché siamo... Boh, speriamo di no, dai. Speriamo di no. Così lasciamo anche un po' più aperto, no? E stonfi. Madonna. Ah. Devo ancora abituarmi con questi cazzo di occhiali, comunque. Non so.
Vediamo 2 giorni, se no anche li riporto indietro e dico ascolta, attentali, riammi indietro i soldi, perché veramente mi stanno ubriacando un po'. Senti il mio amico fan del Mestre, che è un tu, no? Uno di quelli che seguono il canale, senti il dialetto mestrino. Ciao Yuri, ascoltami qua, io sono qua a Brusa, se ti chiedi qua in Brusa. zona, se vogliono vedere come che si la spiaggia, va buona? Ciao Ezio, te vedi che puntine serve a qualcosa? No, sono perso in mezzo ai campi in Furlandia, dove andare in il fiume, ma le ho un umido che ho rinunciato, adesso sono tornato in Rio. Sta per piova di brutto, quindi mi sono parcheggiato in mezzo ai campi da non so cosa, cos'è sta roba? Boh, va a sapere. Guarda che buona questo cane, che buona questo cane, che buona, guarda che robe. Ascolta, ma tu sai che io ti ho messo l'acqua bella fresca nuova, eh? L'acqua di cane, pericoloso, bevi l'acquetta, è buona l'acquetta, caro questo cane, pericoloso. No, vabbè, 2 o 3 mosche, facciamo il censimento della fauna. Un cane pericoloso, 2 o 3 mosche, una cosa che fa cri cri, senti, cri, quello è il telefono e spero che le zanzare non ci siano. Capa, dai, buona, tranquillo, qua no, ancora non piove. Comunque mi non so dove che c'è quello a pagamento, se quello prima dove c'è il ristorante, quello sotto il ponte per capirsi. Vabbè dai, se ti sei di giro ti mi trovi qua, ti vedi il camper. Dai. Bene, bravo, sempre in mezzo ai boschi, in mezzo ai lupi, una carezza al cagnetto, al belva. Quello dopo, quello a pagamento, che dopo ti può andare a piedi o in bicicletta, a piedi è un fia lunga, in bicicletta, quelle attacca a vera Brusa, insomma, a parte bella da Brusa, dove che sta tutti i boschi, i campi, e dopo sta il mare, che sta andare al mare se te vai in Brusa, non star là dove te sei. Quindi va avanti in direzione che altro parcheggio, sì, senza il camper, te vai in bicicletta e via. Lemmy! Il mio cane apprezza le mie doti canore. Vedi come apprezza. Io quando canto lei fa così, vero Emmy? E io ho anche tutti i mestieri da fare. Cavolo, Emmy, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo svuotare la roba della biancheria pulita e metterla in ordine. Dobbiamo togliere il piumone dal copripiumone e metterlo via. Tanta roba, in più dobbiamo anche lavarci, cioè io, cane no perché è puzzoso, digli, noi siamo cani che non vogliono lavarsi qua nella doccia. Comunque anche le batterie con sto caldo volano, è una roba incredibile, batterie con sto caldo volano, non durano niente. È il mio cane, ma fa il mio cane pericoloso, guarda che lavori, guarda che robe pericolose che fa sto cane, guarda. Si sta bene. Cos'è sta roba qua? Kiwi. Guarda qua. Sì, kiwi. Ancora indietro, ma kiwi. Che pace. Che silence. Senti, the sound of silence. Oh, guarda che con sti copri sedili è una figata unica, va. Ma che roba. Sono bellissimi, cazzo. Stupendi, a me piacciono. Perché, vedi, stanno in pandan. Dopo la tenda, quella davanti che mi ha fatto la nonna, è pronta, devo andarla a prendere, è rossa dalla parte guidatore, no? Rossa e di là c'ho il mappamondo, ma non volevo rovinarti la sorpresa. Beh, te l'ho già rovinata, ecco. Sono una brutta persona. E il tappetino zingaro te l'avevo fatto vedere, guarda che bello. Ti sporca un casino, però è bello. Che c'è? E ha visto qualcosa? Ma io no, perché io sono incoglionito, io non sono un cane. Che fauna può esserci qua in mezzo ai campi? Cinghiali? Cervi? No, le zanzare ci sono e anche tante. Chiudiamo casa. Peccato. Sì, non chiedermi come ho parcheggiato qua. Ma che bello, Castello di Villalta siamo, mi pare, no? Però non sono solo, accidenti. Io dovevo essere solo, vero Andiamo a vedere cos'è. Sticche da cacca di mucca. C'è solo un matrimonio, Andiamo a fargli le condoglianze.
Cioè, ci dispiace. Questo è più spazio di me. Buono, molto buono. Bello cane, hai visto? Andiamo a girare di qua, andiamo nell'oscurità noi, andiamo a vedere che c'è qua. C'è niente, tu di qualcosa? No, perché con la GoPro vedi meno ancora. Perché è un po' così. Ah, guarda, forse ci invitano a salire di qua, hai visto che si è accesa la lucetta? Eh sì, vogliono che andiamo di qua, va bene, veniamo. Che gentili. Ma noi c'eravamo già stati qua, Amy. Ah, no, mi confondo con un altro castello, guarda che bello. Il castello è proprio bello. No, non so se... ragnatele di merda. Non so se si può proseguire qua. No, non si può. Però ci guardiamo gli scorci. È un cane pericoloso. Cosa dici? Ah, hai ragione, sì, hai ragione cane, hai ragione, bravo, sì, non me ne ero accorto, grazie. E adesso di qua? Vieni, mi hai indicato tu la strada? No, di là vuoi andare? Va bene, io vado di qua. Andiamo a fare le cose pericolose. Guarda, è che c'è una salita pericolosa. Andiamo. C'è il ramo pericoloso. C'è pieno di porca troia là di... No, ramo, stenta il tuo. Wow, che figo, molto suggestivo. Visto che bei posti, Vieni. Guarda, stiamo costeggiando il castello. Non so dove sbuchiamo, però... Op.